Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati amici dell'oroscopo, anche oggi insieme a noi, insieme a me, insieme a Maria, insieme alle stelle di Radio.0, pronti per partire con le novità anche in questo martedì. Andiamo a sentire cosa ci raccontano quindi le nostre stelle in questo 14 giugno. Iniziamo subito. Ariete, partiamo ovviamente da voi. Siete dinamici con la luna piena amica di Marte. A temperare l'irruenza invece ci pensa Saturno, che suggerisce di investire in progetti ambiziosi ma concreti. Partenza per un viaggio d'affari o piacere per l'estero, forse non da soli, ma con una squadra affiatata. Siete pronti? Toro, non sottovalutate l'idea di passare beatamente una giornata in panciolle. Oltre a rivelarsi piacevole, è una mano santa per il tono emotivo. State attraversando cambiamenti importanti che possono disorientarvi, quindi procedete con energia, fiducia e tanta calma. Gemelli, passiamo a voi. Tenete conto oggi di qualche piccolo imprevisto. Con il passare delle ore e del tempo tutto o quasi tutto si aggiusterà, tranquilli. La vita sentimentale poi è appagante, la vostra. Dei vivaci scambi di opinioni con le persone che vi circondano instaurano un confronto costruttivo. Cancro, ambizioni eccessive, pretese irrazionali e giudizi dettati dal vostro stato d'animo oggi che possono creare un'atmosfera di freddezza nella coppia. Attenzione, ci vuole prudenza questa volta. Siete infatti sulla difensiva, qua e là si percepisce qualche forzatura, ma saranno gli altri a notarla, voi rilassatevi o almeno provateci. Leone, un bel martedì per voi da vivere in piena libertà, la tua vita sarà, dimenticando almeno per un attimo passato e futuro. Oggi conta solo il luminoso presente. Con la luna piena schierata con voi potete aspettarvi un umore tendente al bello, insolito per voi. Le stelle consigliano massaggi rassodanti. Vergine, per voi una giornata in cui prendere le cose come vengono, imprevisti inclusi. Vi accorgerete che non tutti i mali vengono per nuocere, al contrario, dandovi da fare nella professione sorprendentemente otterrete più di quello che desiderate. Ottimo! Bilancia, martedì di speranze e preoccupazioni per voi, per un accordo di lavoro che tarda ad arrivare, ma gli incoraggiamenti di un amico alleviano e allevieranno le vostre ansie. È il momento ideale invece per brevi spostamenti, incontri e per dedicarvi a iniziative di carattere sociale. Avete già iniziato? Scorpione, grazie alla presenza di spirito guadagnerete punti in ambito professionale. A voi che piace giocare e vincere, soprattutto mettendovi in risalto agli occhi di chi valuta il vostro operato. In amore invece recuperate il terreno perso con la passionalità, vi consentirà di rimediare alle vostre mancanze. Sagittario, tocca a voi. Le energie e i pensieri si concentrano sulla sfera pratica, carente l'inventiva, sostituita però dal senso critico e dalla cura dei dettagli. Favorevoli invece i disegni celesti, oltre a evidenziare le doti migliori le vostre, promettono di realizzare i desideri del cuore. Capricorno, punti sul vivo da un rimprovero forse immeritato, sarete tentati di chiudervi in voi stessi oggi, ma un'occasione improvvisa vi farà uscire dalla tana. Voglia di esperienze nuove pur nel rispetto dei vostri saldi e sacrosanti valori, ma mediare si può. Acquario, la curiosità stimolata oggi dalla luna piena vi spingerà a esplorare ambienti diversi che arricchiranno il vostro bagaglio culturale e allargheranno gli orizzonti. Che poetici! Riabbraccerete una persona cara che vive lontano, amicizia o amore, il cuore non fa distinzioni per voi. E chiudiamo con i pesci, che oggi partite con idee subito attuabili. Tra calcoli e bilanci traducete in concreto i vostri sogni senza azzardare poi colpi di testa, ma con il coraggio di mettervi in gioco finalmente. L'intuito, il dinamismo, la capacità di cogliere segnali che agli altri sfuggono vi rendono vincenti. E così anche oggi con il segno dei pesci chiudiamo il nostro oroscopo del giorno, ma ci risentiamo domani, vi aspetto, sempre qui, sempre alla stessa ora, mi raccomando, con tutte le novità. Una buona giornata a tutti e buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0